Amici di Cantiamo Napoli, io mi trovo attornato da due pilastri della radiofonia campana, napoletana e nostrana. Pasquale Tedesco, ciao, buonasera Pasquale. Ciao, buonasera, grazie, buonasera a tutti. Niente, Presidente di Radio Orion, la radio degli artisti, mentre abbiamo qua alla mia sinistra il direttore delle pubblicità, che è il grande Orazio. Orazio, sì, sono sempre felicissimo di stare in questa trasmissione con l'amico Alfonso e che te soprattutto, caro Lello. No, io ti ringrazio e insieme a Pasquale vi faccio i complimenti perché state portando avanti un discorso radiofonico molto importante, state crescendo, siete cresciuti, insomma si sta parlando in modo positivo di Radio Orion, la radio degli artisti, le stelle di Napoli. sì, grazie a tutti quanti che ci seguono, con buon target radio che stiamo facendo già da un po' di tempo, quindi siamo riusciti ad avere in poco tempo, in qualche annetto, dei grossi risultati. E niente, siccome che voglio fare un po' di pubblicità, dai, lasciamelo fare. Siccome abbiamo fatto un'edizione, la prima festa dell'amicizia il 25 di gennaio, la prossima la faremo il 29 marzo, sempre al solito ristorante Malaga, perché già abbiamo degli accordi presi e tutto quant'altro, e poi vi illumineremo i nomi degli artisti nei prossimi giorni con la compagnia di grandi artisti che ci terranno compagnia ai nostri beniamini, dai. Va bene, grazie. Sicuramente i complimenti oltre a voi due, insomma, che siete i capostipiti di questa magnifica emittente. Sì, io voglio salutare il mio amico da sempre, Francesco Spina, e altri vostri validi collaboratori come sono Michele Napolitano, insomma, c'è Fefe, c'è Iannone, Stefania, Rosi D'Angio, poi ci sta Nabi Ricchina, insomma, Carmine Del Rose, una insomma, famiglia che cresce di giorno in giorno. Io delle volte non so, ma chi saranno asciutti? No, sono dei nuovi adepti. Salutiamo anche Lino Aprea. Che bello. Allora, per quanto riguarda il vostro raduno, Cantiamo Napoli è a vostra disposizione, in questo caso nella mia persona Lello Filetti è a vostra disposizione, e insomma ascoltate sempre Radio Orion, le stelle di Napoli, guardateci perché noi facciamo parte di Cantiamo Napoli.